rimanere in tema, il sottosegretario De Filippo si scusa di non poter partecipare in quanto impegnato alla Corte di Appello di Roma in un convegno nazionale sulla responsabilità professionale. Però, come il vostro Presidente ha ricordato, l'attenzione nei vostri confronti è una delle centralità dell'iniziativa. Vi leggo quanto il suo intervento che avrebbe fatto. Carissimi, nel ringraziarvi per il cortese invito a partecipare al vostro interessante convegno, le cui basi avevamo costruito insieme sia nell'incontro che ho avuto con il vostro Presidente nazionale che nel recente convegno di Roma svolto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Mi scuso per la mia assenza dovuta a imprevisti impegni di governo sopraggiunti, quelli di cui vi ho parlato. L'argomento che tratterete nel convegno di Venezia è parte integrante e strategica del Patto per la Salute 2014-2016, come di qualsiasi politica di attuazione della riforma sanitaria, ed i risultati e le proposte che potranno venire dal vostro dibattito congressuale saranno prese nella massima considerazione dal Ministero. Il Patto per la Salute, per essere credibile, ha bisogno di alcuni elementi fondamentali. Il primo è costituito dalla necessità di valutare l'impatto economico delle attività sanitarie, nel senso che nell'attuale contesto delle politiche sanitarie non è possibile sottrarsi alla logica della valutazione costi-benefici per molte attività sanitarie. I benefici si traducono sia in minor costi che in guadagni in termini di salute. In questo quadro sembrerebbe che la natura dell'attività della psicologia sanitaria e la loro articolazione e complessità rendano più difficile la trasformazione di dati qualitativi in dati quantitativi e la loro misurazione in termini economici. A ciò si aggiunge il ritardo in psicologia ad occuparsi di questi aspetti, dovuto certamente a molti fattori, tra quali un peso hanno quelli culturali. La psicologia sanitaria ha scontato questo approccio, essendo una disciplina abbastanza giovane. Non ha ancora recuperato questo gap iniziale, tuttavia la letteratura scientifica, specie di altri stati, dispone oggi di un numero crescente di dati che risultano molto promettenti per la diffusione di questi interventi psicologici in sanità, analizzandone i vantaggi economici, catalogandoli in 5 diversi ambiti di azione: interventi di sviluppo delle capacità di autogestione, interventi sugli aspetti psicofisiologici, interventi di modificazione di comportamenti disfunzionali, interventi sugli aspetti psicologici clinici, interventi su problemi di somatizzazione. Si tratta di interventi che si qualificano quali nuovi trattamenti che hanno mostrato in trials clinici di migliorare gli esiti di salute in molte malattie, accelerare i ricoveri post-chirurgici, ridurre le procedure non necessarie, diminuire i costi sanitari e migliorare la soddisfazione dei pazienti, avendo come ulteriore risultato di lasciarli meno isolati, più fiduciosi, soddisfatti e sereni e con meno complicanze. Sono benefici che si ottengono da molti interventi non farmacologici di tipo integrato mente-corpo e comportamentali. L'altro elemento fondamentale è costituito dalla necessaria interdisciplinarietà dell'intervento professionale, senza più una logica gerarchica, ma di governo comune e unitario dei processi e dei percorsi professionali di tutela della salute, sia sanitari che sociosanitari. In questa corretta e adeguata Weltanschauung stiamo la capitale mitteleuropea, permettetemi di usare termini finalmente uso termini inglesi, della nuova organizzazione visione del mondo per l'unico che non si ricorda al liceo che cosa. Ecco, lui ha il complesso di non essere nato in Gran Bretagna e ce lo fa pensare ogni volta. Io il complesso di essere nato a Amburgo. Della nuova organizzazione del lavoro in sanità, la componente della dimensione psicologica può e deve svolgere per formazione e ruolo una funzione rilevante e di cerniera tra le varie professioni della salute. Per continuare a sviluppare queste problematiche, anche per farle divenire parte integrante delle iniziative ulteriori per attuare il Patto per la Salute, sta per essere costituito
quale mio impegno assunto nel vostro convegno di Roma presso il Ministero della Salute, uno specifico tavolo tecnico sulla psicologia della salute, con la partecipazione delle direzioni generali interessate, della Commissione Salute delle Regioni, dell'Ordine Nazionale dei Psicologi e, se del caso, di altri esperti che ovviamente individueremo insieme. Nell'augurare il miglior esito del vostro convegno, affido al dottor Saverio Proia, in mia rappresentanza, il compito non solo di leggere il mio intervento, ma anche di seguire l'interessante e proficuo dibattito che scaturiranno dal vostro convegno e di seguire le conseguenti problematiche di attuazione a livello ministeriale. Con i più cordiali saluti, Vito De Filippo.